Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'attualità su Antena 3. Questa sera dedichiamo, lo vedete anche dal titolo, un approfondimento a una parte importante comunque di questa regione, ma a volte trascurata. Noi ci siamo, vogliamo comunque capire che cosa sta succedendo, perché due sono i temi fondamentali. Saluto gli ospiti innanzitutto, buonasera, ben trovato al senatore Giovanni Piccoli, buonasera. Forza Italia, buonasera, e all'onorevole Roger Domenech del Partito Democratico. Buonasera, buonasera a tutti. Belluno sull'autonomia e Sappada cosa sta succedendo, quindi queste due tematiche che sono ovviamente contigue l'una all'altra, che riguardano anche i rapporti con altre regioni, che riguardano pesantemente l'attualità, perché poi per quanto concerne l'autonomia su Belluno c'è ovviamente questo tira e molla anche alla luce di quello che potrebbe essere, anzi che sarà, come dice il governatore, il referendum del 22 ottobre. Innanzitutto Sappada finisce in Parlamento, ma non è un buon, viene incardinato, ma non è un buon segnale, si teme per le elezioni anticipate di ottobre, giusto? È questo un po' lo scenario? Beh, Sappada è stato incardinato, poi è stato fatto decadere, ma è già ricalendarizzato per martedì prossimo, quindi la prossima settimana il Senato tornerà a parlarne. Probabilmente è frutto di un percorso, è questo che crea incertezza, che la maggioranza ha in qualche modo artificioso, ha reso complicato. Un percorso che aveva già visto un anno fa una proposta di calendarizzazione che poi non è andata in porto. Insomma, io credo che su Sappada ci siano due questioni fondamentali da tenere presenti. La prima, che alla gente il Parlamento doverosamente deve delle risposte. E la seconda, non voglio aprire un tema troppo ampio ma riguarda l'autonomia, è che questo tema va inevitabilmente a affrontare, ad attrarre dentro di sé la relazione che c'è tra i territori a statuto ordinario e quelli a statuto speciale. Esatto, col vicino Friuli Venezia Giulia, no? Non possiamo non dimenticare questo aspetto, insomma. Perché Sappada se ne vuole andare? Le ragioni, diciamo così, di carattere storico, religioso, linguistico, culturale, ci sono tutte. Sappada ha un'affinità con la parte del Friuli alla quale vuole aggregarsi. E non va dimenticato però che la molla fondamentale è la ragione di carattere economico e d'altronde, dico subito il mio punto di vista, come possiamo noi, oltre a non dare una risposta chiara, sia essa positiva o negativa, ai sappadini, come possiamo noi impedire, come dire, arrogarci il diritto di impedire che una terra aneli, ecco, uso questo termine aulico, aneli ad andare a vivere in condizioni migliori, quelle che sembrano poter essere garantite dallo statuto speciale del Eppure tante volte l'abbiamo raccontato in questi anni, no? Possibili tentativi di spostamento non sempre andata bene. Certo, ma qui c'è una filiera complessiva, diciamo, di pronunciamenti, oltre al referendum così partecipato e così largamente positivo da parte dei sappadini, di questa comunità di 1300 persone, c'è un referendum e ci sono tutti i pronunciamenti del caso, provincia di Belluno, provincia di Udine, regione Friuli Venezia Giulia, regione Veneto, commissioni varie, quindi insomma... perché Friuli Venezia Giulia vuole Sappada, tra l'altro. Senta, senatore, quindi lei dice che in qualche maniera hanno cercato di mettere i bastoni tra le ruote loro in Parlamento, la maggioranza in Parlamento per la discussione? Ma loro hanno avuto qualche difficoltà indubbiamente al proprio interno, finché sembra, adesso finisco così, sembra che la chiave di volta sia stata una lettera del governatore Serracchiani al presidente Grasso con la preghiera di calendarizzare il fatto. Non sfugge a nessuno che probabilmente così non è, c'è stato un ripensamento e vedremo se questa, che potremmo definire manfrina, lo vedremo dopo se sarà tale o meno. Com'è andata per lei? Beh, al di là che la situazione del Senato attuale è una situazione molto complicata, al di là della legge su Sappada, nel senso che non sfugge a nessuno che dal punto di vista politico non c'è una maggioranza vera, o meglio, c'è una maggioranza molto traballante e che ci preoccupa non solo per Sappada ma per tutti i provvedimenti. Oggi siamo proprio nel momento della conversione di un decreto per noi importante, che è quello della mini manovra, insomma, o la maxi manovra, insomma, come vogliamo chiamarla, e anche lì ci sono molte fibrillazioni per motivi strettamente politici interni alla maggioranza,
che non ha più numeri così solidi, ma anche rispetto ai partiti che fanno da contorno. Quindi questa è la situazione del Senato, perché ricordiamo a tutti che la legge su Sappada, il passaggio è incardinato al Senato e non alla Camera dei Deputati. Dopodiché io dico 2 o 3 considerazioni di carattere generale. Tutte le leggi, tutti i provvedimenti che riguardano i passaggi di regioni, di comuni, anche quelle fra comuni di regione a statuto ordinario, cito alcuni comuni dell'Emilia, delle Marche che devono spostarsi, alcuni comuni dell'Emilia eccetera, attualmente sono tutti bloccati e sono tutti che non vengono portati avanti, perché c'è una complessità della materia rispetto agli spostamenti delle regioni e a quello che sta succedendo nel quadro istituzionale, obiettivamente che fa capire al legislatore di avere un attimo di prudenza. Ancora di più, io dico, per quel che riguarda, se veniamo invece al caso di specie, cioè la provincia di Belluno, sul tema della provincia di Belluno, perché io ricordo, è verissimo, Sappada ha elementi giuridici molto più avanti, posso dire uguali a quelli di Cinto Maggiore, per dire, provincia di Venezia, e così mettiamo ancora un altro tassello in campo. Ma io ricordo da bellunese che c'è anche una dignità di altre scelte del popolo, di altri referendum fatti anche prima, insomma da quello di Lamon e Sovramonte fino alla Ladigna completa, e quindi ai 3 comuni ladini, che non hanno avuto nessun tipo di risposta. Allora, se vogliamo, io credo, affrontare seriamente, Sappada farà la sua strada, adesso vedremo il 13 e su questo non c'è nessun dubbio e sarà giusto così. Io credo però che noi, insomma la parte politica con responsabilità, anche con un tentativo di mettere insieme le cose, deve affrontare il tema della famosa specificità della provincia di Belluno nel suo complesso, perché altrimenti affrontarlo a pezzettini credo non faccia bene a nessuno. Cerco di interpretare le sue parole, se si fa una discussione chiara e vera sull'autonomia di Belluno, maggiore autonomia di Belluno, sì, allora si va a evitare questo scollamento di diversi comuni. Sì, esatto, e questa cosa qui passa da una trattativa vera su 2 fronti, quello nazionale e quello regionale. Sì. Io non mi tiro indietro che c'è un fronte nazionale sulle norme nazionali e un fronte regionale. Tanto è vero che su questo tema c'entra e molto anche il referendum che Zaia promuove in Veneto e che secondo me con pari dignità parecchi bellunesi vogliono promuovere a Belluno. Perché? Io non capisco la differenza se Zaia chiede a Roma applichiamo il 116 terzo comma, cioè applichiamo la Costituzione per dare spazi di autonomia superiore alla Regione Veneto, non vedo perché il Belluno non può dire applichiamo l'articolo 15 fino in fondo. È la stessa identica cosa. Di fatto Zaia promuove un referendum regionale e si trova in casa un referendum di un'ulteriore autonomia di una delle 7 province. Guardi, io sono dell'avviso che sia opportuno, quando la gente si pronuncia, ascoltarla e soprattutto non illuderla. Il problema del pronunciamento di Belluno mi trova immediatamente d'accordo all'interno dell'iniziativa del governatore Zaia, ma bisogna essere chiari, io non voglio né illudere i bellunesi né voglio che venga impostata una cosa che non ha né capo né coda dal punto di vista giuridico. Quindi percorriamo l'intero tragitto fatto di ostacoli giuridici e tecnici, facciamoli fuori per bene in modo tale da non illudere nessuno. È la stessa questione che riguarda Sappada. Facciamo il percorso finale in Parlamento, ammesso che ci sia il tempo e ammesso che ci sia effettiva volontà da parte del PD, e apriamo, se c'è tutta la procedura istruita, anche per gli altri comuni. C'è pari dignità, non c'è dubbio, ma bisogna tornare a parlare di disagio e il disagio economico e sociale che vivono i territori con termini alle regioni e alle province autonome è evidente. Esatto. Su questa questione bisogna che torniamo. Cosa succede però? Mi perdoni che aggiungo ancora una questione. Mi fa piacere che l'amico De Menec dica mi assumo delle responsabilità, perché io sono sempre stato dell'avviso che la provincia di Belluno sia un unicum indivisibile, ma mi sono arreso ultimamente perché le iniziative, non possiamo continuare a dire bla 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 alla gente, allora tagliamo i fondi alle regioni, rendiamo impotenti le province, non diamo fondi ai comuni e come fa questa gente a mirare a un miglioramento economico e sociale, come fa a immaginare di potenziare impianti, servizi, turismo eccetera, non ce la fa. Credo che in questi anni sia stata persa una formidabile occasione per creare una sorta di
compensazione anche per i comuni che confinano con Friuli Venezia Giulia. Io per parte mia, per non lasciare solo parole in giro, vane parole, ho presentato un disegno di legge che voleva essere una sorta di provocazione e punto di avvio di un ragionamento di questo genere. La maggioranza però in questi 4 anni e mezzo, leggi il PD, questa operazione non l'ha fatta, non ha ritenuto di farla. Allora non possiamo prendere in giro gli elettori e i cittadini di Sappada, di Lamon, di Sopramonte e di altri comuni che si sono pronunciati positivamente con un referendum. Io credo che bisogni davvero agire perché questa cosa va sminata alla base, non possiamo dare l'aspirina, dobbiamo lavorare sulle cause che generano anche questo perché disagio. Poi l'effetto catena sarebbe immediato, l'effetto domino è l'effetto domino, dietro l'angolo. Quindi penso se Belluno conquista un'autonomia maggiore, poi allora chi è vicino, Treviso, può chiedere, alcuni comuni del Trevigiano possono chiedere un intervento, cioè non è più finita però. Assolutamente sì, ma allora noi dobbiamo, su un punto concordo col senatore Piccoli, sul definire il contorno, i confini del disagio. Cioè non è qui, non stiamo, io lascio da parte un attimo le cause storiche, religiose, insomma, di carattere, insomma, più romantico, che hanno la loro forza, la loro considerazione, certo. Cioè le minoranze linguistiche esistono in Italia come esistono in provincia di Belluno e vanno considerate. Io ho un grande rispetto per la comunità ladina che ho approfondito e che conosco di più, e esiste, quindi e riconoscerla credo sia dovere di tutti, perché rafforza ancora di più il senso di comunità. Però io dico che proprio per questo noi dobbiamo cercare di portare a casa dei risultati di concretezza. Su questo sono d'accordo, però, ripeto, io credo che un percorso, non sono d'accordo però nel definire e tagliare con l'accetta è colpa del PD, è colpa di Forza Italia, perché la questione Sappada, ahimè, non è ferma in Parlamento da oggi, è in ferma da Parlamento da parecchi anni, come quella di Lamon, come quella di Sopramonte, e io sono molto d'accordo che illudere i cittadini sia perfettamente scorretto. È ferma da tanti anni, ci sono stati governi di colori diversi e il tema è complesso rispetto ai cambi di confini, anche se io sono d'accordo nel dire che bisogna avere una visione comunque per dare delle risposte ai cittadini. Ma veniamo alla parte che mi compete di più. Ma in questi anni abbiamo cercato di dare delle risposte ai cittadini? Abbiamo cercato di trasformare dei fondi che prima erano destinati esclusivamente a certi tipi di territori e allargarne i confini? Sì che ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato con fatica, con questo governo, ci abbiamo provato perché io ricordo al senatore Piccoli, ma a tutti i bellunesi, che il Fondo Comuni di Confine, che coordino per nome e per conto del Ministero degli Affari Regionali, mentre prima era di esclusivo appannaggio dei comuni di confine, oggi ha una platea più larga e alcune progettualità, cito l'hub digitale della banda larga, io cito l'unico studenti, sono stati costruiti per tutto l'intero del territorio della provincia. Cito gli esempi perché secondo me se iniziamo con un punto di verità, con un po' di concretezza a dare delle risposte ai cittadini bellunesi, forse un passettino avanti lo facciamo. E vengo a bomba rispetto ai rapporti con la regione. È verissimo che c'è stato un momento di contrazione dovuto alla crisi internazionale e nazionale e quindi il taglio dei trasferimenti c'è stato, è indiscutibile. Devo dire che anche qui è iniziato anche con governi di altro colore, se vogliamo fare la storia democratica di questo paese, sicuramente. No, anche con il governo Berlusconi c'è stato il primo taglio e credo che da sindaco Giovanni Piccoli se lo ricorda più che da senatore. Che dice senatore, no? Però io chiudo dicendo una cosa. È anche vero però che noi siamo in questa condizione e siamo nella condizione di riprenderci proprio per questa specificità. Alcune funzioni e competenze sono di carattere generale e io dico a saldi invariati senza chiedere un euro in più. Allora la risposta del governatore che ci risponde, che risponde alla comunità bellunese, non voglio una provincia autonoma ma 7 province, sì, è sintomatico di un'idea politica e io dico anche culturale. Qui non stiamo chiedendo, la dico in maniera brutale, la marchetta per i bellunesi. Qui dobbiamo riconoscere la straordinaria complessità del vivere in montagna e il differenziale montagna vuol dire che lì costa di più. Allora, senatore, facciamo così, c'è un minuto di pubblicità, ripartiamo con lei subito dopo, tra poco. Grazie.
A 20:10 in diretta con il caso Autonomia Belluno e che fa Sappada. Cosa si fa di Sappada, anche più che altro? Allora, ascoltato pochi istanti fa l'onorevole Domenech. È un po' quello che le stavo domandando anch'io, cioè Zaia, finché guida lui l'autonomia, ma poi finché va bene, o poi se la trova in casa di chi chiede l'autonomia dall'autonomia del Veneto, non va più bene? No, ma è molto semplice. Il referendum sull'autonomia proposto dal governatore va appoggiato in tutti i modi. All'interno di questa autonomia per il bellunese c'è un'autonomia e c'è una specificità sancita dallo statuto. Bene che i bellunesi, nella logica che ho detto prima di chiarezza dei quesiti senza che la politica bellunese prenda in giro nessuno, che si pronuncino per un'ulteriore forza, ci sta tutto, ma quel che mi interessa evidenziare è attenzione, perché le nozze con i fichi secchi non si fanno. Vengono citate varie cose, io sono d'accordo che i fondi Calderoli-Brancher oggi, fondi di confine, possono rappresentare un'occasione importante, ma intanto faccio notare, piccola postilla, che la gestione di questi fondi da Verona è stata portata a Trento e già questo mi disturba non poco in quanto bellunese e veneto che paga le tasse. Ma al netto di questo, voglio dire, c'è davanti a noi una prospettiva di riequilibrio dall'altro lato della provincia, dall'altro lato della regione, verso il Friuli Venezia Giulia. Questa cosa non esiste e c'è poco da discutere. Sono passati 4 anni invano. Avremmo potuto dedicare negli ultimi 4 anni un minimo di attenzione e d'altronde non è che non ci siano state sollecitazioni e proposte precise, perché l'associazione dei comuni confinanti con il Friuli Venezia Giulia ha più volte sollecitato, l'ho fatto anch'io insieme a loro, il governo, il ministro per gli affari regionali, chiunque sia stato possibile sollecitare, ma risposte non se ne sono avute. Ora, tutta questa cosa, tutto questo insieme di eventi si conduce per forza ad una attenzione particolare verso Sappada. Sappada è l'emblema, secondo me, della incapacità della politica di rispondere a un'esigenza e a un disagio vero. Avessimo, e potremmo averli, degli strumenti adeguati per dare risposte, io credo che molta parte dell'argomento che gira intorno alla questione di Sappada potrebbe essere svuotata, in senso buono, e tenere Sappada in provincia di Belluno con risorse che le permettano di guardare un futuro migliore. Ma sto parlando di Sappada così come parlo di tutti i comuni che confinano, abbiamo citato anche prima, anche di tutti i comuni montani. Allora, intanto però c'è stato un incontro solo pochi giorni fa anche per quanto riguarda il quesito sull'autonomia di Belluno, sì, no? Certo. Disertato, si dice, dalla metà dei sindaci, credo fossero 35, sì, 30 31, su 35. Esatto, su 60. 34. A verbale. Esatto. Ecco, 34 verbale. Alla fine i primi cittadini hanno scelto quest'ultimo come quesito. Vuoi che la specificità della provincia totalmente montana di Belluno venga ulteriormente rafforzata con il riconoscimento di funzioni aggiuntive e delle connesse risorse finanziarie e che ciò venga recepito anche nell'ambito delle intese Stato-Regione per una maggiore autonomia del Veneto ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione? E questo è il quesito. Benissimo. Perfetto. Piace a tutti? Ma sì, non c'è niente da dire. Ma piace a tutti per forza, cioè poi è difficile, no? Purché sia tecnicamente minimamente sostenibile, cosa che alcuni costituzionalisti costituzionalisti mi dicono che non è. Non è. Ma non è un problema. Però, allora, io ricordo a tutti che prima di trovare il quesito giusto il nostro governatore ne ha approvati più di uno, che sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale. Lo dico perché o noi qui decidiamo che questa è una battaglia politica di riconoscimento della specificità della provincia di Belluno, o andiamo tutti in uno studio di notai e avvocati a fare un altro lavoro. Io dico che il quesito ci sta tutto. A cascata lo Stato deve delegare le funzioni del 116 terzo comma alla Regione Veneto e la Regione Veneto deve a saldi invariati, ripeto, queste operazioni possono essere fatte a saldi invariati nello Stato nei confronti della Regione e nella Regione nei confronti della provincia di Belluno. Io dico anche di più, io dico che tutte queste operazioni, la politica, io dico che la politica queste operazioni avrebbe potuto farla anche senza il referendum, dico, nel senso che una buona trattativa, tanto è vero che stanno sfociando delle trattative in Italia incredibili, in regioni che erano più indietro di noi, e cito l'Emilia Romagna, che molto probabilmente tra poco verrà affidata di nuove funzioni e noi restiamo indietro. Allora io dico, e questo vale ancora di più per la provincia di Belluno, perché è anche perfettamente inutile continuare a dire ma è un problema di risorse. No, per spostare
la centrale di comando del Genio Cervillo e dei servizi forestali, due funzioni prettamente tipiche della montagna, le acque, il suolo e le foreste, a saldi invariati, cioè oggi quanto spende la regione? 100, bene, passa il controllo sempre con 100 alla provincia di Belluno. Questo si può fare domani. Se questo ragionamento vale da Roma nei confronti di Venezia, vale anche da Venezia nei confronti di Belluno. Però non è quello che ci lascia intendere Zaia, no? Cioè ho capito, perché ognuno dice quello che dice. Io sto cercando... Potremmo avere molte più possibilità di spesa sul nostro territorio, ma ovviamente acquisirebbe competenze che vanno finanziate, no? È questo che lei dice. Ma il 116 è molto chiaro, il 116 nella descrizione di come si possono delegare le funzioni alle regioni dice esattamente questo. Si spostano i centri di costo, si spostano le funzioni e le competenze, perché poi non è solo una questione di risorse per la questione montagna, è una questione anche di come riusciamo a mettere in atto un autogoverno. Io dico che poi il tema principale, e lo dico anche per un'attività e per un punto di onestà intellettuale, il tema fondamentale per la nostra provincia, da una parte è avere un piano stabile degli investimenti, perché coi fondi di confine, ci piacciono o non ci piacciono, nel territorio bellunese arrivano 34 milioni all'anno, poi arrivano i soldi dei mondiali di sci, che sono tanti, poi arrivano i soldi delle aree interne, nelle zone fra l'altro non corrispondenti, perché stiamo parlando del Comelico e dell'Agordino. Io credo che oggi ci sia un'emergenza però che non è soltanto legata agli investimenti, tanto è vero che la nostra provincia è, rispetto a tante altre, sovradimensionata dal punto di vista degli investimenti. C'è un tema che io vivo tutto, rispetto a una gestione ordinaria delle funzioni e delle competenze della provincia, che mi preme ancora di più. Quello che io punto in ogni provvedimento del nostro paese è quello di dire che siccome in via ordinaria gestire dei servizi dal negozio alla strada costa di più in provincia di Belluno, questo ci deve essere riconosciuto. Perché sul fronte degli investimenti, io voglio dirlo ai bellunesi, stiamo vivendo una straordinaria occasione. Vuoi l'intreccio fra aree interne, fondi di confine, mondiali di sci, stanno arrivando tanti soldini e anche ben distribuiti sul territorio. Sì, non se ne è ancora accorto nessuno, ma insomma qualche ci sono decreti approvati, come lo sa il senatore Piccoli, e quindi provvedimenti giuridici. Nessuno se ne è accorto, se non per la, diciamo, per la tracottanza con la quale alcuni investimenti sembrano essere imposti al territorio, ma lasciamo perdere. È vero che c'è un problema di spesa corrente, insomma, di quotidianità. Quali sono gli investimenti imposti secondo lei nel territorio? No, c'è una modalità che assolutamente crea le premesse per cui i territori non vengono ascoltati. La viabilità, per esempio, è uno di questi. Capisco l'esigenza di fare in fretta, ma se si vuole, lo sottolineo sempre, se si vuole che un investimento sia veramente strategico, bisogna dotarsi di strumenti che ne valutino la strategicità, e dall'altro lato bisogna che non siano calati dall'alto, perché finiti i mondiali le opere, gli investimenti devono servire al popolo bellunese, alla gente bellunese. Non diventare cattedrali nel deserto, su questa questione mi rendo conto che apro un tema grandissimo, ma il metodo fa parte della Prima di questione. sentire quello che voleva dire adesso, certo. Volevo tornare però alle parole di Domenech, che dice, lui cita sempre l'espressione dei saldi invariati, e così anche per il referendum autonomia della regione? Cioè, quello che ci lascia intendere questo referendum è che il Veneto starà meglio perché potrà avere più soldi su questo territorio. Però certo, se ha questi soldi deve anche finanziare quell'autonomia che ha voluto. È ovvio. Quindi cambia poco? No, non cambia poco, cambia moltissimo, perché il Veneto diventa artefice del proprio futuro in maniera molto più consistente di quanto può esserlo oggi. Ovviamente insieme alle competenze arrivano risorse, le risorse possono rimanere in casa dei veneti, queste risorse servono per programmare e sostenere la programmazione che già c'è, quindi c'è un insieme di passaggi che sono di grandissima utilità ai veneti. All'interno di questa grandissima utilità c'è l'articolo della specificità della provincia di Belluno, che quindi del suo, con l'autonomia del Veneto, viene ad essere avvalorato e migliorato, e ne avrebbe un apprezzamento importante. Viene bene anche che i bellunesi si pronuncino in merito a ulteriore autonomia, ma dico però che se guardiamo al recente passato, quello che troviamo di fronte è, ad esempio, che l'ente principalmente preposto alla gestione e alla programmazione del territorio bellunese, qual è la provincia, è stato massacrato. Qualche giorno fa parlavo con i funzionari della provincia che dicono ad oggi cominciamo a non avere più risorse tecniche, in termini di risorse umane che siano in grado, perché l'incertezza che abbiamo creato intorno a questa questione, con questa
famigerata legge del Rio ha creato queste condizioni, la gente se ne va. Allora mi chiedo, bisogna che riprendiamo il filo di una programmazione seria, di una programmazione che non sia un'avventura, ma che si basi su un ragionamento compiuto, su azioni precise e fondate e con pilastri seri, e a partire dalle quali non illudere nessuno, né i cittadini né le imprese. Diversamente continuiamo a venire ai talk show, a dire delle cose, ma alla fine la concretezza quotidiana delle azioni non si traduce in miglioramento della qualità della vita. E questo tema è rilevantissimo e riguarda la vita di tutti noi. Il problema della legge del Rio, diceva anche il senatore Piccoli. Sicuramente la legge del Rio incrociata con i tagli, ma io sono uno di quelli, forse credo di essere stato l'unico parlamentare ad avere il coraggio di essere andato all'ultima assemblea dell'Unione delle Province d'Italia con Achille Variati, che è un mio amico e compagno di partito, sindaco di Vicenza, a sostenere il ripristino dei tagli. In parte è stato fatto, non in parte completa, nel senso che abbiamo reintrodotto 350 milioni, ne servono almeno altri 200 da reperire nei prossimi mesi. Però io dico questo, la situazione della provincia di Belluno ha ragione, ma perché stiamo perdendo del personale tecnico e amministrativo? C'è un'opera di svuotamento da parte di quale altro ente? La Regione Veneto. Stiamo facendo esattamente un processo di federalismo al contrario. Tutti i dipendenti della provincia prendono dalla provincia di Belluno e, grazie all'attrattiva della richiesta di mobilità, vanno in Regione Veneto. Certo, anche questo stipendio migliore, no? Fermo. Io ho la fortuna di frequentare le altre province. Non succede in tutte le province. Io cito la Lombardia, quindi giunta leghista, provincia di Sondrio, dove anche per sollecitare l'assemblea dei sindaci, anche per sollecitare una serie di progetti, aree interne e anche lì fondi di confine, perché più o meno sono nella stessa situazione, la Regione Lombardia mette a disposizione della provincia di Sondrio delle risorse umane per fare queste progettualità. Qui succede il contrario. Allora, qui dobbiamo anche chiarirci, perché io sono disponibile pienamente a prendermi la responsabilità, anche qui lo dico al senatore Piccoli, di aver portato insieme a questo governo nel territorio una montagna di denaro che non si era mai visto. Anche sul processo di partecipazione, quello che è stato fatto nell'ultimo anno per rifare la statale di Alemagna con le amministrazioni è stata straordinaria e i progetti sono stati rivisti seguendo le indicazioni degli enti locali. Cito San Vito perché il progetto nasce diverso e diventa invece una variante completamente diversa, per dire che abbiamo non soltanto reperito le risorse, ma anche condiviso con le comunità che tipo di operazione da fare. Però la cosa vera è che se non c'è io punto che noi dobbiamo avere un rapporto di leale collaborazione da una parte, ma anche di contraddittorio con l'altra, con tutti e due gli enti dello Stato. Io sono disponibile ad aprire, come ho già fatto, un fronte rispetto al taglio dei trasferimenti nei confronti di Roma, ma altrettanta misura ci deve essere un fronte compatto perché la Regione riconosca che non è vero che tutte e 7 le province sono uguali, che Belluno ha delle caratteristiche diverse rispetto alle altre e su questo dobbiamo essere tutti d'accordo, perché altrimenti... Zaia 7 province come Trento Bolzano. La dichiarazione di Zaia è questa. Intanto mi è rimasto indietro un fatto, c'ero anch'io a sostenere il ripristino dei tagli alle province, quindi non eri solo tu parlamentare, eravamo in tanti. L'altra questione, che giustamente è una problematica seria, l'altra questione è, secondo me, non abbiamo bisogno di sottolineare con troppa veemenza contro la Regione Veneto questa questione della specificità. C'è nello Statuto della Regione, cioè ripartiamo da un dato chiaro che è lo Statuto. Non occorre scagliarsi contro la Regione per dimostrare che è svuota, che è cattiva, che è matrigna. Siccome devo chiudere solo un flash a tutti e due, è vero che lo Statuto non prevede invece referendum per l'autonomia di Belluno? Altra polemica che ho letto, sentito. No, è un problema perché dicevo prima che bisogna affrontare i temi che riguardano per bene in maniera il seria, quesito, completa, certo. Perché è un problema di materie che attengono alla competenza o non attengono alla competenza della provincia. Quindi? E su questo tema mi auguro che va costituita in fretta la commissione che lo Statuto della provincia di Belluno prevede di costituire per casi di questo genere. I costituzionalisti si devono pronunciare, ovviamente per evitare di
lo ripeto, prendere in di giro fare la una gente. cosa esatto, sbagliata. Domenico, davvero un flash su questo? Ma io credo, sì, dal punto di vista tecnico è così, quindi io credo che sia assolutamente risolvibile. A me piacerebbe che questo non fosse il referendum della provincia, del comune X, del parlamentare Y, dovrebbe essere il referendum non contro la regione, lo dico un'altra volta, non contro la regione, ma per rivendicare nei confronti di Roma e nei confronti di Venezia la specificità della comunità bellunese, Chiaro. per dire per mettere nero su bianco il famoso differenziale montagna. E guardate che oggi il vero tema che io cerco di portare a Roma è che negli ultimi 20 anni il paese, l'Italia intera è stata metropolitana centrica, cioè abbiamo concentrato tantissimi sforzi di investimento sulle grandi metropoli in tutta Italia, perché ahimè, girando questo paese con il lavoro che ci hanno affidato i cittadini per questi anni, il problema delle aree interne è eclatante sulle Alpi, dove è ancora più complicato, ma ahimè in questo paese la politica si è dimenticata di un pezzo fondamentale del paese che sono tutte le aree interne. È questa la drammaticità. Scusa. E dentro questa roba Belluno sta peggio degli altri. Aspetti Domenico, quando sarà celebrato questo referendum, se si riesce secondo voi? C'è una contraddizione in quello che dice il collega, nel senso che effettivamente la legge del Rio, non la politica in questi anni si è dimenticata. Chi è che si è dimenticato? La maggioranza al governo, no? La maggioranza che il ha la maggioranza. trend dello spopolamento, il trend dello spopolamento non parte dalla legge del Rio. Lo voglio dire al di fuori magari. No, lo voglio dire al di fuori della rissa. L'impostazione della legge del Rio è esattamente metropolitana. Allora, vi devo fermare perché siamo fuori con i tempi. No. Ci torniamo un'altra volta, promesso. Vi richiamiamo e così ne discutiamo più ampiamente. Davvero solo un flash. Ci sono i tempi per celebrarlo a ottobre? Secondo me, se la provincia di Belluno fa le cose in fretta e per bene, ci sono i tempi per celebrarlo. Grazie al senatore Piccoli, grazie all'onorevole Domenech, a voi per averci seguito. L'informazione continua con il telegiornale del Veneto. Grazie, buona serata. Grazie.